Diamo regia, giù che... Bene, buonasera, siete collegati con la palestra Rolando Pietri di Viareggio per l'incontro di hockey su pista valevole per la quarta giornata del girone di B del campionato di Serie A2 fra la SPV Viareggio e il Sarzana. Chi vi parla è Giulio Arnolieri. Per quanto riguarda le riprese sono effettuate da Gabriele Bandini, mentre la regia della trasmissione è di Walter Cortesi. Veniamo subito alle formazioni delle due squadre che scenderanno in pista dirette dal signor Fontana di Milano, arbitro ausiliario il signor Capparelli di Viareggio. Per quanto riguarda il Sarzana, con il numero 1 Alessio Perroni, numero 46 Andrea Perroni, numero 24 Lorenzo Angeletti, numero 18 il capitano Matteo Pistelli, numero 77 Alessio Lavagetti, numero 54 Kevin Farina, numero 8 Giampiero Andreani, numero 90 il secondo portiere Edoardo Stefanucci, allenatore il signor José Oscar Vianna. Per quanto riguarda la S Viareggio SPV Group, con il numero 1 Filippo Poletti, numero 29 Lorenzo Cortesi, numero 9 Jonas Cinquini, numero 4 Brando Dal Medico, numero 6 Lorenzo Toti, numero 27 Cristian Tomei, numero 12 Francesco Poletti il capitano, numero 7 Mattia Spagnuolo, numero 18 Mattia Bicicchi, numero 54 il secondo portiere Jacopo Mascherpa, allenatore Alessandro Martini. Come detto è la partita valevole per la quarta giornata del girone d'andata del campionato di Serie A2 Girone B. Le altre partite in programma: alle ore 20 è iniziata Salerno Pumas, poi in contemporanea con la partita qui della palestra di Viareggio c'è Prato Matera e Camaiore Castiglione. In classifica con 9 punti e 3 partite giocate il Castiglione, mentre vedete già le squadre in pista, con 6 punti Matera e Pumas 3 partite giocate, Sarzana 4 partite giocate, Camaiore 2 partite giocate. Con 3 punti Follonica 3 partite giocate come il Salerno, anche esso 3 punti, a 0 punti l'SPV 2 partite e il Prato 3 partite giocate. Siamo quindi pronti per iniziare la partita. Come di consuetudine la battuta al centro è effettuata dalla squadra ospite, cioè il Sarzana. Diamo un'occhiata a quelli che sono i quintetti. Per quanto riguarda la formazione di casa, fra i pali c'è il portiere Filippo Poletti, poi Bicicchi con il numero 18, Francesco Poletti con il 12, Cortesi con il 29, Jonas Cinquini con il numero 9. Per quanto riguarda invece la formazione del Sarzana, fra i pali c'è Alessio Perroni, poi con il numero 18 Pistelli il capitano, con il 46 l'altro Perroni Andrea, poi il 77 che è Lavagetti e il quinto giocatore di movimento dovrebbe essere il numero 24 Angeletti. Manovra quindi la formazione di casa. Ricordo che le due squadre sono già affrontate in Coppa Italia con una vittoria per parte, ambedue se non ricordo male per 5-3. Manovra la formazione della SPV con Cortesi, la cui conclusione viene parata. È molto bravo a inserirsi Bicicchi, però fa buona guardia Perroni che impedisce una realizzazione che sembrava quasi sicura, perché ha avuto un ottimo colpo di reni Perroni, il portiere, che era appostato dalla parte opposta della porta. Ancora l'SPV in avanti con Francesco Poletti, Bicicchi, ancora Poletti, scambia con il giocatore proveniente dal Forte dei Marmi, poi Cortesi, tiro sul fondo recuperato da Bicicchi, ancora in possesso di palla formazione viareggina che sta per esaurire i 45 secondi della propria azione. Siamo agli sgoccioli, termina comunque sul fondo, si riprende con la rimessa a favore del Sarzana. Il gioco è fermo, c'è qualche precisazione per quanto riguarda i 45 secondi. Comunque la rimessa è per il Sarzana, no, la rimessa è per l'SPV, che quindi ha ancora pochissimi secondi che vengono riaggiustati adesso. Se non sbaglio era su 4-5 secondi quelli che mancavano al termine dell'azione a tempo della formazione di casa, che quindi, avendo la rimessa, avrà ancora questi
ultimi secondi per cercare una conclusione. Sulla pallina Bicicchi, vicino a lui Cinquini, poi a 3 secondi, eccolo qui, ora si dovrebbe riprendere, niente, è ripartito da 45 secondi, si può anche contare con le mani volendo per 3 secondi, non è un'impresa particolarmente fino a 3 più o meno ci dovremmo arrivare tutti a contare, appunto. Comunque eccoci, finisce il tempo dell'azione, quindi la rimessa è a favore del Sarzana. È stata un'operazione un po' laboriosa che ha impiegato molto di più per essere realizzata dei 3 secondi che mancavano per l'SPV. Pistelli in possesso di palla, ancora in controllo, indietro per Lavagetti, scambia dalla parte opposta per Angeletti, che ritorna ancora a Lavagetti. Diciamo che è una formazione per metà esperta, perché Perroni e Pistelli sono giocatori che hanno avuto anche varie esperienze in Serie 1, e per metà abbastanza giovane, perché Lavagetti e Angeletti sono delle nuove leve del florido vivaio del Sarzana. Adesso in possesso, come vedete, la SPV. Hanno anche delle maglie abbastanza simili, perché comunque Sarzana come colori a rosso-nero, l'SPV bianco-rosso e un po' di nero. Si distinguono soprattutto per i calzoncini rossi quelli dell'SPV, neri quelli del Sarzana, e poi la maglia che è prevalentemente bianca, più bianca rispetto a quella del Sarzana, che è più rossa, se vogliamo addentrarci in ulteriori variazioni cromatiche. Comunque ancora la formazione ospite in possesso di palla con Angeletti. Lavagetti riceve, controlla su di lui Cortesi, indietro ancora per Lavagetti. Siamo a 10 secondi al termine dell'azione, recupera poi l'SPV comunque, quindi si riparte. Cinquini, Bicicchi, Francesco Poletti, ancora prova a ripartire Bicicchi, chiama in azione anche Cortesi. Intanto sono passati circa 4 minuti dall'inizio del primo tempo, e quando ci sarà un'interruzione di gioco ci sarà un time out che è stato richiesto, ecco, in questo momento time out chiesto dalla SPV, quindi prima interruzione di gioco. Risultato 0-0, quindi 4 minuti dall'inizio del primo tempo fra la formazione dell'SPV Group e il Sarzana. Approfitto per qualche altra osservazione sul campionato di Serie 2. Abbiamo già detto che questa è la quarta giornata. Nel precedente turno il Sarzana aveva battuto il Follonica 5-1, poi il Matera, no scusate, il Sarzana aveva battuto il Follonica per 5-1, sì, Matera Sarzana 11-4, poi c'era stata la vittoria, ho fatto decisamente un po' di confusione comunque, e il Salerno che ha battuto la formazione, no, erano le partite del Sarzana quelle che stavo leggendo, quindi il Sarzana ha battuto il Follonica per 5-1, poi aveva perso a Matera per 11-4, poi ha di nuovo vinto in casa con il Prato per 9-7, e poi ha perso a Salerno per 6-4, quello che era l'anticipo della sesta giornata. Per quanto riguarda i risultati dell'SPV, in questa parte di campionato ha giocato 2 sole partite, perdendo in casa con la Pumas per 6-3 e a Castiglione per 8-2. Quindi il Sarzana 6 punti con 2 partite giocate, e l'SPV 0 punti, scusate, con 4 partite giocate, e l'SPV 0 punti con 2 partite giocate. Si riprende quindi, anzi si è già ripreso il gioco, con il Sarzana dietro la porta di Filippo Poletti. Adesso prova ancora la formazione ligure a impensierire la porta, ma non arriva alla conclusione. Dalla parte opposta vedete già l'SPV avanti con Cortesi, che riceve da Bicicchi, poi Cinquini, ancora Cortesi,
controlla sulla metà pista, prova la conclusione da fuori, tiro fuori dello specchio della porta, recuperata da Pistelli la pallina, no, era Perroni, scusate, e la conclusione di Francesco Poletti parata da Andrea Perroni, mentre il 46 come Alessio Perroni, mentre il 46 era Andrea Perroni. Si riprende con una rimessa a 2 fra Cinquini e il Perroni, che non è il portiere, ovvero sia Andrea. Poi parte Lavagetti in velocità, Poletti riesce a recuperare la sfera, poi Cortesi prova a sfruttare la ripartenza, ma la conclusione, o meglio la conclusione, il controllo di Cinquini non è dei migliori, mantiene comunque il possesso di palla l'SPV, la pallina va sul fondo, penso che ci sarà i 5 secondi, infatti così è, e quindi la rimessa passa al Sarzana. Ancora nessun fallo di squadra, mentre mancano 19 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Lavagetti va a aiutarlo Pistelli, ancora Lavagetti chiama Perroni, la cui conclusione viene ribattuta e recuperata dalla SPV. Francesco Poletti va alla conclusione sul fondo, recupera Bicicchi, poi ancora Cortesi, cerca di prepararsi il tiro su di lui Pistelli, poi c'è un intervento falloso da parte di Perroni del 46, quindi è il primo fallo di squadra fischiato contro il Sarzana quando mancano 19 minuti e 4 secondi al termine del primo tempo. Rimessa in gioco, riceve Francesco Poletti, conclusione alta, recuperata, ma l'arbitro ha fermato il gioco, quindi la ripartenza deve essere ripetuta. È il Sarzana che batte con un passaggio in avanti per Angeletti. Angeletti va sul fondo, viene fermato da Bicicchi prima di riuscire a girare dietro la porta di Filippo Poletti. Ancora Bicicchi in avanti per Cinquini, allargate le squadre in questa frangente. Buon lavoro di Cortesi, che però non riesce a uscire dalla propria metà pista nei 5 secondi previsti, e quindi la rimessa ancora del Sarzana. 0-0 ancora il risultato, un solo fallo di squadra commesso dalla formazione ospite, che rimette in gioco in questo momento con Angeletti, poi Pistelli prova a girarsi, su di lui il marcatura di Cortesi, adesso è Perroni, alla conclusione Perroni, conclusione molto violenta, parata in due tempi da Poletti. Poi la SPV rimanda palla in avanti, Cinquini, Francesco Poletti, conclusione poi sempre di Poletti deviata, riprende il Sarzana, Pistelli parte, supera in questo momento la metà pista, poi chiama in soccorso Andrea Perroni. Angeletti velocissimo sulla destra, si allarga, poi va dietro la porta di Poletti, chiama i compagni a farsi vedere, ancora fermo, poi riparte, la pallina arriva nella zona di interesse di Filippo Poletti, che la allontana prima che qualche avversario riesca a colpirla, e quindi riparte la SPV con Cinquini, da questi a Bicicchi, poi Francesco Poletti, Cortesi, conclusione ribattuta, Lavagetti, poi in avanti cerca di verticalizzare adesso il Sarzana, ma Pistelli viene anticipato da Cinquini, che poi va in lotta su Angeletti, recupera comunque Francesco Poletti, mette palla al centro, bella conclusione in area di Cinquini, che
trova pronto Poletti, recupera comunque Francesco Poletti, mette palla al centro, bella conclusione, si allunga pochissimo la pallina e viene anticipato da Filippo Poletti. Poi dalla parte opposta Angeletti, un po' di confusione sulla metà pista, Andrea Perroni, Pistelli, da questi a Angeletti, Perroni, Pistelli, va alla conclusione, buono l'intervento di Filippo Poletti che era coperta, vista all'ultimo momento la pallina. Poi c'è una rimessa a 2, come vedete vicino alla porta via Regina, la recupera Angeletti, indietro sulla metà pista per Perroni, poi Lavagetti, conclusione che non sorprende Poletti, poi al centro in lotta due giocatori, alla meglio poi Cortesi che va alla conclusione, su cui è pronto Perroni, Alessio, che allontana in 2 tempi, si riprende con una rimessa in favore della SPV Group quando sono passati 9 minuti e 15 secondi dall'inizio del primo tempo, il risultato è di 0-0. Ancora l'unico fallo di squadra, quello fischiato al Sarzana. Da questa parte arriva molto bravo Francesco Poletti, ma è bravissimo Alessio Perroni a chiudergli lo specchio della porta sul giocatore lanciato in area. Angeletti, poi il nuovo entrato con il numero 8 Andreani, che ha rilevato Lavagetti, è la prima sostituzione fra le due squadre. Riparte la SPV, Francesco Poletti, superata la metà pista, tiro sul fondo, recupera Perroni, poi dalla parte opposta Poletti, cambiamenti di fronte velocissimi, agevolati anche dalle piccole dimensioni della pista, scivola a terra Pistelli, però c'è l'intervento di Cinquini su di lui e quindi arriva anche il primo fallo di squadra commesso dalla SPV Group. Uno per parte, quindi falli di squadra, 0-0 il risultato, e la conclusione da metà pista di Andrea Perroni termina fuori dello specchio della porta per il recupero di Cortesi. Cortesi cerca di liberarsi, lo marca strettamente Perroni, poi arriva Francesco Poletti, Bicicchi, ancora Bicicchi, Cinquini, siamo sempre, come vedete, sulla metà pista con Francesco Poletti che si allarga bene, mette palla al centro, arriva anche Cortesi ma non riesce a colpire per la marcatura degli avversari. Poi Cinquini, azione insistita in avanti dell'SPV, Poletti, Bicicchi, ancora nessuna sostituzione nelle file viareggine per il momento. Bicicchi, ancora Bicicchi, si allarga bene, la conclusione non è di molto fuori dello specchio della porta, recupera Cortesi, marcato strettamente da Andreani, però mantiene il possesso di palla. Ancora Poletti, doppia giravolta, cerca di far pervenire la pallina a un compagno, invece riparte il Sarzana con Pistelli, palla al centro, bravo Bicicchi ad anticipare Andreani e a riportare in avanti la sfera per l'SPV. Pasticcia un po' sulla metà campo della squadra di Alessandro Martini e recupera quindi la squadra ospite con Pistelli. Ancora un time out chiesto dall'SPV non appena si fermerà il gioco, è il secondo, mentre il Sarzana non ne ha ancora chiesti. Perroni, Andreani, ancora Perroni, ha di fronte Bicicchi, Perroni, su di lui Bicicchi, gli toglie la palla ma poi la riconquista Pistelli che prova addirittura il tiro dalla propria metà pista, para Poletti, poi si lotta nell'angolo estremo della pista, la pallina ancora del Sarzana, Pistelli, conclusione, c'è una quasi deviazione davanti alla porta ma Poletti sbroglia, finisce a terra
credo Andreani. Comunque c'è il secondo fallo di squadra, dovrebbe essere il secondo fallo di squadra della SPV Group, quindi si riprenderà dopo il time out con una punizione in favore della formazione del Sarzana. Siamo praticamente a metà del primo tempo, 12 minuti e 24 secondi al termine, 0-0 il risultato, 2 falli di squadra commessi dal Sarzana allora e 1 dall'SPV. Nel primo tempo era stato assegnato il fallo alla SPV, pare invece adesso è stato assegnato al Sarzana. Si appresta a battere la formazione di casa sulla pallina Spagnuolo, che è entrato ora al posto di Cortesi, l'unica sostituzione. Gli altri sono sempre Francesco Poletti, Cinquini e Bicicchi. Non ci sono, un avvicendamento anche nel Sarzana, è rientrato Lavagetti ed è uscito Angeletti. Per il resto gli altri 3 giocatori sono rimasti immutati nel Sarzana. Bicicchi, Poletti, si fa vedere, prova a farsi vedere Spagnuolo, Poletti per Cinquini. Conclusione di Francesco Poletti, parata da Alessio Perroni, riparte il Sarzana. Lavagetti attaccato da Cinquini, mantiene il possesso di palla. Pistelli cerca di trovare il compagno libero, viene fermato da Cinquini, può partire l'SPV. Cinquini per Spagnuolo, non aggancia, comunque mantiene il possesso di palla. Indietro per Poletti, poi ancora Cinquini, arriva con un attimo di ritardo Bicicchi davanti alla porta, ma ancora l'SPV in possesso di palla. Buon momento per la squadra di Alessandro Martini. Cinquini, Poletti, Bicicchi scambiano ancora per linee molto esterne per il momento, anche se poi, come abbiamo già sottolineato varie volte anche in precedenti telecronache, le ridotte dimensioni della pista Viareggina consentono di tirare in maniera pericolosa anche da posizioni che nelle piste 20x40 sono un po' meno improponibili. Si gira bene Bicicchi e la palla termina fuori. Poi in lotta ancora Andreani e Francesco Poletti, lo aiuta Cinquini che recupera la sfera. Bicicchi, poi Francesco Poletti, Spagnuolo, Bicicchi, Cinquini, ancora Spagnuolo, non può tirare per la marcatura di Lavagetti, che poi recupera la sfera, la riporta avanti con un passaggio per Andreani. Andreani ha su di lui Francesco Poletti che gli toglie la palla e quindi riporta in avanti la formazione di Alessandro Martini. Quando mancano 9 minuti e 45 secondi alla fine del primo tempo, il risultato è sempre di 0-0 fra l'SPV Group e il Sarzana. Francesco Poletti, Spagnuolo, poi Bicicchi, Poletti, la conclusione, fa buona guardia Alessio Perroni, la palla picchia addosso a un proprio compagno di squadra, viene recuperata dall'SPV. Ancora il tiro Bicicchi, ancora Alessio Perroni pronto, sicuramente più impegnato dei 2 portieri fino a questo momento. Poi Spagnuolo, ancora la conclusione, ancora una volta Alessio Perroni non si fa sorprendere, ben piazzato, si riprende con una pallina a 2. Esce Andrea Perroni e rientra
Angeletti. La pallina, l'ingaggio viene vinto dal Sarzana. Andreani, Perroni, ancora Perroni, poi lo stesso Perroni va al tiro, niente di fatto, para Poletti. Spagnuolo supera Andreani, poi serve Cinquini. Francesco Poletti, il capitano della formazione di casa, serve Spagnuolo che non controlla bene la pallina, poi un rinvio che per poco non va a sbattere nel tavolo dei cronometristi. Ancora l'SPV con Spagnuolo, poi Poletti, alla conclusione fuori, recupera Andreani. Pressa la SPV, il Sarzana riesce a uscire per vie traverse, però Cinquini riesce a intercettare il passaggio di Perroni e riporta in avanti quindi la propria formazione. Siamo a 7 minuti e mezzo circa alla fine del primo tempo, 0-0 ancora il risultato. Poletti, Bicicchi cerca lo spazio per tirare, la pallina supera di poco la traversa, colpisce il muro di protezione al termine della pista, quindi viene rimesso in gioco dalla formazione del Sarzana. Conclusione di di Angeletti, parata da Poletti. Lo stesso Angeletti poi recupera la pallina in lotta con Spagnuolo, alla meglio quest'ultimo, poi Francesco Poletti, gioco fermo, c'è un fallo assegnato alla SPV, protestano i giocatori viareggini perché secondo loro il fallo era avvenuto dentro l'area, però la punizione invece, signor Fontana, è chiaro nell'indicare dal limite, praticamente vedete meno di 1 metro fuori dell'area di porta ospite. Sulla pallina c'è Spagnuolo che chiede la distanza, i 3 metri. Gioco ancora fermo, un po' complicata la rimessa dell'SPV, non nessun pericolo per la porta di Alessio Perroni. Riparte il fratello Andrea, ancora Perroni, su di lui c'è Bicicchi che impedisce per il momento il passaggio, è costretto a servire Angeletti, finta il passaggio lungo, poi serve Lavagetti, poi Perroni, sì, Andrea Perroni, quindi. Conclusione, gran gol di Perroni, conclusione quasi dalla metà pista e vantaggio per il sì, Andrea Perroni, quindi. Conclusione, gran gol è venuto al 18° e 28 secondi, 1-0, quindi sblocca il risultato la formazione ospite con una forte conclusione quasi dalla metà pista, praticamente pochi centimetri fuori dal cerchio di centropista nella metà campo viareggina. Quindi vantaggio per la squadra ligure che manovra ancora con Angeletti, finisce a terra Bicicchi, fallo di squadra contro il Sarzana, il quarto commesso dai liguri, uno soltanto dell'SPV. Poi finisce a terra Poletti, ma mi sembra onestamente che il portiere fosse intervenuto tanto c'è un po' di confusione. Finisce a terra anche il giocatore numero 77 che è stato probabilmente colpito dalla pallina sulla testa, ma credo che il tiro fosse stato da un suo compagno, perché c'era stato un primo tiro parato da Filippo Poletti, Lavagetti era finito a terra e un altro tiro di un compagno rimpallato dovrebbe averlo colpito sulla testa. Comunque niente di fatto. Prima l'intervento che dicevo di Alessio Perroni secondo me era sulla pallina, poi è finito a terra anche il giocatore, ma credo che la decisione dell'arbitro, il signor Fontana di Milano, sia stata giusta in questa circostanza.
Siamo a 6 minuti dalla fine del primo tempo, 1-0 in favore del Sarzana grazie al gol di Andrea Perroni. Intanto c'è una mischia nell'area ligure, niente di fatto, riparte il Sarzana, è entrato nelle file viareggine. Intanto ecco la conclusione al volo del appunto il nuovo entrato, il numero 27 Tomei, che però non coglie lo specchio della porta. Poi è Poletti che va alla conclusione, ma c'è un fallo fischiato in attacco a Tomei, punizione in favore della Sarzana, secondo fallo di squadra dell'SPV. Si deve riprendere con una punizione in favore appunto del Sarzana. Andrea Perroni, poi sponda di Pistelli, ancora Perroni, l'autore del gol, che prova la conclusione ancora una volta insidiosa, questa volta non di potenza ma tiro accompagnato, para Filippo Poletti. 5 minuti al termine del primo tempo, conclusione dalla parte opposta di Poletti, la pallina viene deviata sul fondo, ancora avanti l'SPV, Spagnuolo, deviazione davanti alla porta, quindi niente di fatto nemmeno in questa circostanza. Riparte Perroni, tiro fortissimo dalla propria metà pista che non sorprende Filippo Poletti. Riparte poi Biscicchi, ancora Biscicchi, supera la metà pista, chiama in suo supporto Spagnuolo, poi Filippo Poletti, ancora Filippo Poletti, poi la pallina colpita di controbalzo da Tomei, niente di fatto, parte velocissimo Angeletti dalla parte opposta, tiro ribattuto, può ripartire praticamente dalla metà pista Spagnuolo, salta Pistelli, va alla conclusione, cerca di angolarla, troppo però la pallina finisce fuori, recuperata ancora da Poletti, cerca di stringere i tempi per il pareggio l'SPV. Poletti ancora, Spagnuolo, no scusate, Biscicchi, conclusione deviata da Alessio Perroni, la pallina rimbalza vicino alla porta, non c'è nessuno, allontana il Sarzana che si riporta in avanti con Andrea Perroni prima, Pistelli adesso. 3 minuti e 40 alla fine del primo tempo, recupera palla Poletti, prova a far tutto da solo, poi Tomei non riesce a finalizzarla e dalla parte opposta finiscono a terra Lavagetti e Spagnuolo, niente di fatto, dalla parte opposta è già Poletti, continui capovolgimenti di fronte come vedete. Francesco Poletti sul fondo, non passa la pallina per Tomei, la recupera comunque Spagnuolo, no, Biscicchi, poi Poletti, conclusione, ancora parata di Alessio Perroni. Chiede il time out intanto il Sarzana e c'è una deviazione ancora di chiede il time out intanto il Sarzana e c'è una deviazione poi deviata, il gol mentre c'è il time out è arrivato al 22esimo e 5 secondi ancora di Andrea Perroni, un tiro da fuori che è stato probabilmente deviato, segnata comunque la rete a Perroni, doppietta per lui fino a questo momento. 2 minuti e 55 abbiamo detto alla fine del primo tempo, 2-0 il risultato in favore del Sarzana, 4 i falli di squadra della squadra ligure, 2 quelli della formazione viareggina. Si riprende, è entrato doppio cambio nelle file della formazione viareggina, è rientrato con il numero 29 Cortesi, è entrato anche Del Medico con il numero 4, confermati Francesco Poletti, Tomei e fra i pali Filippo Poletti. Ogni tanto comprensibilmente li scambierò, come scambio sempre quando
ci sono i fratelli in pista. Meno male che non ci sono i Di Benedetto, che sono 3 nella Francia. Qui ce ne abbiamo 2 soli di fratelli, una coppia di fratelli da una parte e uno dall'altra, se no sarebbe un problema. Comunque Francesco Poletti, conclusione ribattuta, la palla si alza, poi finisce a terra, poi in lotta Perroni e Tomei, il quale Tomei riceve la pallina in area ma viene anticipato da Lavagetti, poi conclusione ribattuta recuperata da Del Medico non riesce nell'alza e schiaccia, recupera Lavagetti, si allarga, cerca l'angolo, Angeletti cerca l'angolo esterno ma non lo trova, e dalla parte opposta Francesco Poletti, ancora conclusione ribattuta, ancora Francesco Poletti. Da Tomei a Cortesi, da questi a Poletti, Del Medico. 1 minuto e 40 alla fine del primo tempo, 2-0 in favore del Sarzana, doppietta di Andrea Perroni. Palla molto lunga sul fondo che viene recuperata da Angeletti, vicino a lui c'è anche Cortesi che recupera la sfera, supera la metà pista, poi va alla conclusione incrociata, Tomei non riesce nella deviazione, anticipato da Pistelli, poi recupera ancora l'SPV. Francesco Poletti, Del Medico, tiro ribattuto, o meglio rallentato, ammortizzato da Andrea Perroni, poi Pistelli che chiama ancora Andrea Perroni, la cui conclusione trova pronto Filippo Poletti. Francesco Poletti, poi in avanti per Tomei che prova la conclusione, bravo ancora una volta Alessio Perroni a parare. Angeletti, ancora la formazione del Sarzana, non aggancia Angeletti il passaggio lungo di Lavagetti e quindi riparte Cortesi. 30 secondi ormai alla fine del primo tempo, la SPV avrebbe la possibilità dell'ultimo tiro perché praticamente ha ancora 30 secondi di azione quando ne manca 20 alla fine, quindi probabilmente aspetterà per provare il tiro finale e soprattutto per non concedere un altro tiro agli avversari. 13 secondi di gioco, ancora Francesco Poletti che è chiuso dagli avversari, riesce a far filtrare la pallina, 3 secondi e finisce in questo momento il primo tempo, 2-0 in favore del Sarzana, una doppietta di Andrea Perroni al 18esimo e al 22esimo ha spezzato l'equilibrio. Ci risentiamo ricapitolando, quindi Sarzana 2, SPV 0 dopo il primo tempo, falli di squadra 4 del Sarzana e 2 della formazione Viareggina. Ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo.
Siete di nuovo collegati con la palestra Dorando Pietri di Viareggio per il secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra l'SPV Group e il Sarzana. Primo tempo 2-0 per la formazione ospite, ossia quella ligure, e incontro valevole per la quarta giornata del girone di andata del girone B del campionato di Serie A2. Chi vi parla è Giulio Arnolieri, alle riprese e alla regia rispettivamente Gabriele Bandini e Walter Cortesi. L'arbitro della partita è il signor Fontana di Milano, coadiuvato dall'ausiliario Capparelli di Viareggio. Siamo pronti per partire, vediamo i quintetti delle due squadre. Per quanto riguarda il Sarzana, fra i pali Alessio Perroni, poi il fratello Andrea Perroni, Lavagetti, Pistelli e il numero 24 Angeletti, se non vado errato. Cioè lo stesso quintetto con cui aveva iniziato il primo tempo. Per quanto riguarda l'SPV, i fratelli Filippo in porta e Francesco Poletti, Biscicchi, Cortesi e Cinquini, quindi anche l'SPV con lo stesso quintetto con cui aveva iniziato la partita. Conclusione di Francesco Poletti, che dà l'impressione di aver colpito la parte superiore della traversa. Niente di fatto comunque. Cinquini cerca di recuperare la palla, poi finisce a Lavagetti, ma poi ancora a Biscicchi, e quindi si riparte con l'SPV e il capitano Francesco Poletti. Da questi a Cortesi, ancora Francesco Poletti. La formazione viareggina deve cercare di recuperare le due reti di svantaggio maturate nel primo tempo. Nella seconda parte del primo tempo una doppietta di Andrea Perroni al 18esimo e al 22esimo ha spezzato un equilibrio che fino a quel momento era apparso anche abbastanza logico, cioè per quello che si era visto. Diamo un'occhiata anche ai falli di squadra: 4 quelli commessi dal Sarzana, 2 dall'SPV. Il tutto nel primo tempo. C'è un'altra pallina in area che viene allontanata da Alessio Perroni, ma viene recuperata da Biscicchi. Poi Francesco Poletti ancora. Cerca il passaggio al centro per Biscicchi, anticipato, riparte del Sarzana. Pistelli si allarga, buona la marcatura di Cortesi che si sbilancia un po' ma non perde la posizione. Arriva Angeletti, poi Perroni, da questi a Pistelli, Lavagetti, passaggio indietro, non ce la fa a allontanare nei 5 secondi previsti e quindi la rimessa in gioco sarà dell'SPV. Biscicchi per Cinquini, poi Poletti cerca, gli riesce il ritorno, il passaggio di ritorno, però poi recupera la difesa ligure. Lavagetti, scusate, era Angeletti per Lavagetti, di nuovo Angeletti ora indietro per Perroni. Conclusione di Perroni, c'è una deviazione di Poletti, la pallina si alza, rimessa in favore del Sarzana. Battuta da Andrea Perroni per Pistelli. In lotta gli riesce il recupero a Francesco Poletti, va a girare dietro la porta, ancora recupera la pallina, fa tutto da solo, cerca Cortesi, lo trova, Cortesi si salta un avversario, poi passa in avanti per Cinquini. Poletti ancora in area, Cortesi si allarga, o meglio retrocede, Biscicchi, Cinquini, molto chiusa la formazione del Sarzana, chiara difficoltà per l'SPV a entrare, come state vedendo. In questo caso è Pistelli a recuperare la pallina, a riportarla avanti, fermato da Cortesi. Ancora Cortesi, va alla conclusione, attento Alessio Perroni, respinge. Poi c'è una pallina, un mezzo pasticcio difensivo del Sarzana che vede la pallina passare proprio dietro la schiena di Alessio Perroni sulla linea, non entrare però, quindi scampato pericolo per la formazione di Vianna. Poi Biscicchi ha qualche difficoltà ma mantiene il possesso della palla, poi Francesco Poletti, la pallina si alza
smanacciata via da Perroni, il portiere ovviamente. Francesco Poletti non riesce a superare il portiere, poi ancora una conclusione ribattuta, e dalla parte opposta è Pistelli, chiama in azione il ribattuta, e dalla parte opposta è Pistelli, chiama in azione, visto è finito deviato alto, e intanto l'SPV è di nuovo in avanti. Cinquini in fila fra due avversari, alla fine lo ferma Angeletti, poi riparte comunque ancora l'SPV, finisce a terra Cinquini, l'arbitro comunque ancora l'SPV, finisce a terra a favore dell'SPV, sulla palla è Francesco Poletti al quarto minuto. Francesco Poletti contro Alessio Perroni, vedremo come andrà. C'era stato un fallo su Cinquini che il signor Fontana ha punito proprio con il tiro diretto. Battuto in questo momento e va in rete, accorcia quindi l'SPV, un rasoterra abbastanza insidioso. Battuto in questo momento, il portiere del Sarzana, il gol è venuto al quarto minuto e 27 secondi, quindi Francesco Poletti accorcia le distanze per la SPV, 2-1 quindi ancora in favore del Sarzana, quando sono passati praticamente ormai 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ancora Poletti, tiro ribattuto, e la conclusione di Angeletti finisce fuori, poi viene allontanata da Filippo Poletti, riparte Cortesi, prova la conclusione sul fondo e la ribattuta di Cinquini quasi a colpo di Poletti, riparte Cortesi, prova la conclusione sul fondo e la ribattuta. Buon momento dell'SPV che cerca di stringere i tempi per raggiungere il pareggio. Bicicchi supera la metà pista, finte di Francesco Poletti, gran lavoro di Francesco Poletti che poi alza e schiaccia, ma la pallina non entra. Ancora Francesco Poletti con intervento di Cinquini, ma c'è la punizione assegnata dall'arbitro all'SPV perché il portiere Perroni ha colpito la pallina con la stecca fuori dalla sua zona di pertinenza, quindi si deve rimettere in gioco con Bicicchi che serve Cinquini. Da questi a Cortesi, palla avanti, Bicicchi cerca la deviazione che non è precisa, comunque ancora l'SPV, Cinquini, poi su di lui finisce Lavagetti, ancora Cinquini comunque in possesso di palla, in lotta i due anche con i pattini perché ora si può, e quindi la pallina viene recuperata dalla formazione ligure con Pistelli che lascia Andrea Perroni, controllo non perfetto di Lavagetti e riparte Cortesi. Conclusione in area di Cinquini che trova pronto Perroni in porta, poi Pistelli, ancora Pistelli in avanti la sfera, Francesco Poletti superato in velocità da Andrea Perroni, ancora Perroni, su di lui sempre Poletti, Pistelli adesso nella propria metà pista, superata in questo momento. Poi la conclusione da grande distanza di Perroni che va sempre controllata attentamente perché nel primo tempo ha segnato con un tiro di questo tipo. Francesco Poletti, Cortesi ancora,
buono il suggerimento per Cinquini, che però arriva con una frazione di secondo di ritardo per il tiro ma non per recuperare la pallina. Poi Lavagetti su di lui, ma ancora in possesso di palla l'SPV. Buon inizio di ripresa della squadra di Alessandro Martini, che ha meritato il gol venuto su tiro diretto. Intanto sono passati circa 7 minuti dall'inizio della ripresa, ripeto il risultato 2-1 in favore del Sarzana. 4 falli di squadra, nessun fallo di squadra per il momento in questo secondo tempo, 4 quelli commessi dalla Sarzana, 2 dall'SPV. Girata e gran gol di Bicicchi, che si gira da posizione molto angolata, difficilissima come realizzazione quella di Bicicchi, che era da posizione angolata, e sia Sarzana 2 dall'SPV. Girata e gran gol. Il gol è venuto al 7 minuto e 36 secondi e quindi ritorna in parità il risultato. Avevamo detto di un buon inizio, intanto una conclusione di Andrea Perroni subito respinta da Filippo Poletti. Avevamo detto del buon inizio di ripresa della formazione viareggina. Ancora Bicicchi cerca la conclusione, la trova, ma stavolta Perroni non si fa sorprendere. Cinquini, Bicicchi, Francesco Poletti, salta Angeletti, poi Cinquini indietro per Bicicchi. Ancora buona manovra della formazione viareggina, che ha trovato un po' nell'asse Poletti-Bicicchi la carta vincente di questo inizio ripresa, anche in questa circostanza, anche se questa volta c'è stata la parata di Perroni. Come era successo nel primo tempo, anche in questo caso mi sento di dire che l'intervento del portiere non era irregolare, perché sembrava avesse colpito prima la pallina. Nel primo tempo era successo nella stessa porta, quindi a squadre invertite. Ancora il Sarzana che prova a ripartire con Angeletti, attaccato da Francesco Poletti e in seconda battuta da Cinquini. Ancora Francesco Poletti, poi Cinquini che se ne va, attende il piazzamento dei compagni, chiama in suo aiuto Cortesi dalla propria metà pista. Bicicchi, Francesco Poletti, conclusione ribattuta da Pistelli. Ancora Poletti che riesce a servire, sebbene sbilanciato, Cinquini. Anche Cinquini ha qualche difficoltà nel controllo della pallina, comunque riesce a ritornare per Poletti. Buon lavoro di Poletti, che prova a tirare, era in posizione però un po' troppo defilata. Comunque ancora l'SPV in avanti. Cinquini, serve Bicicchi, conclusione di Bicicchi. Alessio Perroni para, devia la pallina in avanti. Cinquini, serve Bicicchi, conclusione di Bicicchi. Alessio Angeletti che recupera ancora la pallina adesso, prova la conclusione deviata da Francesco Poletti sul fondo. Si deve riprendere con il possesso, la rimessa in favore del Sarzana. Sono passati 10 minuti dall'inizio del secondo tempo, 2-2 il risultato. Ancora nessun fallo di squadra nel secondo tempo. Andreani, entrato da poco, tocca la pallina, la perde ad opera della difesa dell'SPV. Poi Cortesi, Cinquini a Poletti, ancora Poletti, palla, cerca di farla giungere a Bicicchi. Ora ci prova anche Cinquini, ma nessuno dei due riesce a servire Bicicchi, che era ben piazzato. Dalla parte opposta una bella conclusione di Pistelli, smanacciata via da Poletti, e poi la conclusione sull'immediato capovolgimento di fronte di Francesco Poletti, deviata sul fondo, ma la rimessa è assegnata al Sarzana, anche se Francesco Poletti era di diverso avviso, pensava a una deviazione della difesa ligure. Pasticcio dell'attacco del Sarzana, pasticcio del Pistelli, il quale non è riuscito a deviare, era in posizione molto favorevole. Gioco fermo, ancora a terra Perroni, che comunque si dovrebbe rialzare senza bisogno dell'intervento dei sanitari.
quindi in questo caso quindi non è costretto a uscire dalla pista. Applausi per il numero 46. Time out chiesto dal Sarzana proprio per far riprendere il numero 46, che comunque si è già rialzato e anche se dolorante sta avviandosi verso la panchina. Gioco fermo quindi, 13 minuti e 56 secondi al termine della partita, che per il momento è sul risultato di parità dopo le prime due reti di Perroni nel primo tempo a favore del Sarzana. Ha accorciato Francesco Poletti sul tiro diretto e poi ha pareggiato Bicicchi per la formazione di casa. Partita sempre aperta a tutti i risultati e tutte e due le squadre hanno dimostrato di voler cercare di vincerla. Del resto, come vi dicevo, il bilancio delle sfide di Coppa Italia di parità, le hanno vinto ognuna delle due per 5-3, quindi proprio perfetta la parità fra queste due formazioni. Ricordo anche che il Sarzana è la seconda formazione della società ligure, ovviamente la prima è quella della Serie A1, era retrocessa lo scorso anno, poi è stata ripescata e ha per il momento 6 punti frutto di 4 partite, mentre la SPV, che di partite ne ha giocate 2, è ancora a 0 punti. Pistelli non è d'accordo sul fatto che la rimessa sia per la SPV, l'arbitro però insiste e quindi ovviamente la rimessa è della formazione viareggina. Controllo non particolarmente felice di Cortesi, che poi però recupera bene la palla, cerca di servire Poletti, il cui tiro non arriva, e poi niente di fatto. No, non è Poletti ovviamente, ma è il numero 6 che dovrebbe essere Toti. Sì, infatti è il numero 6 Toti, che è entrato per la prima volta nel secondo tempo al posto di Bicicchi, fra l'altro in questo frangente. Francesco Poletti impiega troppo tempo a uscire dalla propria metà pista, deve essere ripetuta la rimessa a favore del Sarzana, che ha quindi i 45 secondi per l'azione offensiva. Sulla pallina in controllo c'è Pistelli, serve sulla metà pista Andreani, prova la conclusione ribattuta da Francesco Poletti, poi la recupera ancora il Sarzana, poi Perroni, conclusione sul fondo recuperata da Cinquini. Siamo arrivati a metà del secondo tempo, ancora il risultato di parità 2-2 fra Sarzana, o meglio fra SPV e Sarzana, visto che si gioca a Viareggio. Poletti va alla conclusione, la tiro colpisce la balaustra dietro la porta della formazione ligure, poi lo stesso Poletti che recupera ancora nella propria metà pista, si porta in avanti, va alla conclusione, incrocia ma la stessa finisce fuori. Da Cortesi a Toti, poi Cinquini e poi recupera la difesa del Sarzana, una fase abbastanza concitata con continui capovolgimenti di fronte. Ancora il Sarzana ci prova con Lavagetti che cercava di ritornare la pallina a Andreani, il quale Andreani è in lotta ora con due giocatori viareggini, ha la meglio Cortesi, anche Cortesi però non riesce a uscire nei 10 secondi canonici e quindi c'è il time out chiesto dall'SPV. Si riprenderà con una rimessa in gioco che dovrebbe essere stata assegnata al Sarzana, anche se Pistelli protesta con l'arbitro, non ho capito per cosa.
11 minuti e 27 secondi da giocare in questo secondo tempo, 2-2 il risultato. Ancora i falli di squadra sono quelli del primo tempo, 4 del Sarzana e 2 della squadra di casa. Time out è stato chiesto dalla formazione Viareggina, che ritorna in pista adesso. È rientrato Bicicchi, Toti, Cortesi e Francesco Poletti in pista, e fra i pali Filippo Poletti. Dalla parte opposta Perroni, Andreani, Lavagetti, Pistelli, Perroni Andrea e Perroni Alessio in porta. Rimesso in gioco dal Sarzana, Pistelli, ancora Pistelli, indietro per Andreani, Lavagetti, conclusione di Andrea Perroni. La palla verrà rimessa in gioco dall'SPV perché il tiro ha colpito la protezione dietro la porta di Filippo Poletti. Francesco Poletti cerca di saltare l'avversario, la pallina resta nei suoi paraggi ma non se ne avvede, quindi dalla parte opposta c'è una conclusione di Perroni, parata, poi dalla parte opposta c'è una conclusione nata da Filippo Poletti, che si arrabbia con i compagni. Si arrabbia anche Alessandro Martini dalla panchina per un momento di disattenzione che poteva costare molto caro alla squadra viareggina. Lavagetti, Andrea Perroni, ancora Andrea Perroni, ferma la sfera ma con un braccio a terra Francesco Poletti, già rimessa in gioco. Lavagetti indietro, Andrea Perroni, Pistelli, 10 minuti ancora da giocare. Pistelli si ripropone per il Sarzana, fermato da Francesco Poletti. Superata metà pista, passaggio per Toti che finisce a terra, riparte il Sarzana, conclusione ribattuta da Poletti, poi toccata da Perroni, fuori dal rettangolo di gioco, rimessa per la SPV, esce Toti ed rientra Del Medico. Francesco Poletti sul fondo con Bicicchi che va a riconquistare la pallina su Lavagetti, poi palla a Poletti, cerca di liberarsi per il tiro ma non riesce, ben chiusa la difesa del Sarzana. Cortesi, adesso ancora Francesco Poletti, conclusione sul fondo, recupera Pistelli che si riporta in avanti, qualche problema nel controllo della pallina, mantiene comunque il possesso, su di lui sempre Cortesi, e poi gran gol di Pistelli simile a quello di Bicicchi, con un alza e schiaccia, spalle alla porta, e quindi possesso, su di lui sempre Cortesi, e poi gran gol di Pistelli, gol che è venuto al 15:58, torna in vantaggio la formazione ospite. Bel gol di Pistelli. Francesco Poletti insiste un po' troppo nel dribbling, poi serve, la palla arriva a Cortesi, ancora Cortesi, va alla conclusione e bravo Alessio Perroni a deviare sul fondo, recupera poi la difesa del Sarzana. Lavagetti cerca di superare Del Medico, è il primo fallo di squadra del secondo tempo, quello commesso dall'SPV, terzo per la formazione viareggina. Sarzana sempre fermo sui 4 falli di squadra commessi nel primo tempo. C'è una battuta sorpresa di Perroni che però non sorprende la difesa viareggina, che recupera adesso con Del Medico.
di nuovo nella difesa del Sarzana con Andrea Perroni che ha avuto la pallina toccata dal fratello Alessio fra i pali. Pistelli, Lavagetti, Perroni, più aggressivo l'SPV che cerca chiaramente di riconquistare il pareggio. In lotta Andreani e Cortesi, sembra averla meglio il Viareggino, ma poi la pallina finisce nella zona di Lavagetti che la mantiene in possesso della sua squadra, poi rimanda in avanti per Andreani, il quale mette la pallina al centro, arriva in ritardo Lavagetti che poi va a sbattere nella balaustra dietro la porta. L'arbitro ferma il gioco, è rimasto dolorante a terra Lavagetti. Anche Lavagetti comunque è in grado di rialzarsi senza la necessità di intervento dei sanitari. C'è il time out chiesto dall'SPV. Sette minuti e mezzo, quindi time out chiesto dall'SPV, 7 minuti e mezzo da giocare, 3-2 a favore del Sarzana. Ancora il time out chiesto dall'SPV. Lavagetti comunque poi è uscito durante questo time out, quindi Andreani, Angeletti, Pistelli e i fratelli Perroni in pista per il Sarzana in questi ultimi 7 minuti e mezzo. Per l'SPV i fratelli Poletti, Del Medico, Cortesi e Bicicchi. Si riparte con la rimessa in favore dell'SPV perché era in possesso di palla la formazione viareggina quando l'arbitro aveva sospeso interrotto la gara per vedere di soccorrere il giocatore ligure rimasto addolorante a terra. Pistelli, autore della rete del 3-2, pallina molto lunga che non viene recuperata da nessuno dei suoi compagni di squadra. Prova a partire Del Medico, prova a far tutto da solo, la conclusione trova pronto Alessio Perroni fra i pali. Poi Pistelli avanti per Andreani, finisce a terra Francesco Poletti, poi la pallina termina nella sua zona, ma poi c'è un po' di pasticci con Angeletti che colpisce la pallina da terra, quindi niente di fatto. È ripartita già l'SPV. Cortesi, fase abbastanza confusa di gioco da ambo le parti. Pistelli, 6 minuti e mezzo da giocare, ancora 3-2 in vantaggio il Sarzana. Rientra Lavagetti che quindi dovrebbe, no, ancora no, è comunque recuperato dalla botta che ha preso. Ora è a terra Pistelli. Entrano i sanitari, quindi Pistelli dovrà uscire dopo intervento, come sapete già da un po' di tempo. Quando c'è l'intervento dei sanitari per un incidente, il giocatore che è stato soccorso deve uscire e poi può rientrare chiaramente dopo. Quindi Pistelli esce dal rettangolo di gioco, anche lui dolorante. Rientrerà probabilmente Lavagetti che era uscito precedentemente per un intervento perché era andato a sbattere contro la balaustra dietro la porta di Filippo Poletti. Comunque fase, ripeto, abbastanza confusa anche per queste interruzioni. Mancano 6 minuti e mezzo da giocare, l'SPV alla ricerca del gol del 3-3, il Sarzana alla ricerca della vittoria, del gol della sicurezza.
è la formazione ligure. Possesso di palla ora il SPV che riparte con Francesco Poletti, cerca di saltare Lavagetti senza riuscirci, riparte il Sarzana, conclusione di Andreani sul fondo, Bicicchi scivola a terra, arriva Filippo Poletti, la pallina recuperata da Del Medico, poi la deviazione, arriva con un attimo di ritardo Francesco Poletti, battuta la rimessa, anche qui confusione con palline che schizzano da tutte le parti. Francesco Poletti cerca di riprendere il bandolo del gioco, niente di fatto nemmeno in questo caso. C'è un po' di confusione in pista. Finisce a terra Lavagetti in un contrasto con Del Medico, poi ancora Del Medico recupera, niente di fatto questo intervento, viene espulso Del Medico, intervento abbastanza deciso, e quindi il Sarzana viene espulso Del Medico, intervento abbastanza deciso. È una fase, questa espulsione, forse chi ha visto la partita era un po' nell'area, nel senso che c'era una fase abbastanza di gioco confuso in cui è mancata la lucidità, come è mancata in questo momento, quindi c'è l'espulsione di Del Medico e Pistelli che dovrebbe battere il tiro diretto del Sarzana. Mancano 5 minuti e 10 secondi al termine della partita, in caso di rete il Sarzana passerebbe sul 4-2, in caso di non rete avrebbe comunque 2 minuti di superiorità numerica. Vediamo, Pistelli prova la conclusione, para, ma si è mosso prima Filippo Poletti, che quindi viene ammonito. Rete avrebbe comunque 2 minuti di superiorità numerica. Vediamo, Pistelli prova la conclusione. Una volta c'era il richiamo verbale, invece sono stati reintrodotti i cartellini gialli, quindi anche se il portiere si muove prima c'è il cartellino giallo, quindi niente di fatto. Ancora Pistelli e va in gol, e il gol del 4-2 fatto. Ancora Pistelli e 57, e la partita adesso è decisamente dalla parte del Sarzana. L'SPV ci prova, dovrebbe cercare subito di accorciare le distanze, perché il tempo, anche se nell'hockey 5 minuti, anzi qualcosa di meno, sono un'eternità, però è chiaro che dovrebbe cercare subito di far sentire il fiato sul collo agli avversari, magari accorciando. Comunque per il momento non sembra che ci siano le premesse. Riparte Cortesi da questi a Bicicchi, conclusione di Bicicchi sul fondo, recuperata da Pistelli, autore della seconde 2 reti, 2 doppiette per il Sarzana di giocatori di movimento più esperti, le prime 2 reti nel primo tempo di Andrea Perroni, le seconde 2 di Pistelli nella ripresa. Ancora Perroni che pensa giustamente a far passare tempo. Siamo a 4 minuti e 5 secondi alla conclusione, ancora 4-2 il risultato a favore del Sarzana, mentre i falli di squadra sono 5 quelli dei liguri, 3 quelli dei viareggini. Ancora in possesso di palla il Sarzana, che sta gestendo decisamente bene questo frangente. Finiti 45 secondi, ma ha guadagnato chiaramente un altro po' di tempo. Adesso sono 3:43 i minuti che mancano alla fine della partita, e la pallina in possesso dell'SPV. Cinquini, Bicicchi, Viana giustamente chiama i suoi un'attenzione difensiva a non andare troppo avanti, proprio per difendere il doppio vantaggio. Decisione giustissima quella richiesta dal tecnico della formazione ligure. 3 minuti e 15 secondi, e il Sarzana anche in questa circostanza gestiva la pallina. Poi c'è un intervento falloso
di Andreani. Qui ci poteva stare anche il cartellino blu. È giusta la decisione dell'arbitro, espulsione di Andreani. Il cartellino blu è giusto. C'è un po'. Quindi fallo di squadra c'è un po' di confusione. Comunque ora non appena si calmano le acque vi spiego, perché forse l'avete anche sentito, ma insomma la decisione dell'arbitro è dovuta a un primo fallo di squadra assegnato al Sarzana per fallo di Andreani, poi il secondo fallo di squadra è stata l'espulsione dello stesso Andreani, quindi fallo di squadra numero 6 e poi l'espulsione temporanea. Mancano 3 minuti e 07 secondi e dovrebbe esserci un tiro diretto in favore dell'SPV, quindi vedremo intanto come andrà a finire questa azione. La postazione che abbiamo accanto alle panchine è magari utile per sentire qualche cosa, però non è il massimo, non avendo nemmeno la cuffia per potersi provare a isolare da quello che succede intorno, quindi spesso un po' si deve cercare di ascoltare per capire quello che succede, e però poi è difficile ascoltare e parlare insieme. Comunque è Poletti che viene incaricato di battere il tiro. Vediamo come va a finire. Quindi Poletti contro Alessio Perroni. Gioco fermo ancora. Vediamo se riusciamo a portare a termine questa azione. Francesco Poletti incaricato di battere. E va il gol. 4-3, gol di Francesco Poletti. E siamo al 21esimo e 59 secondi. Quindi 4-3, mancano ancora 3 minuti esatti in questo momento alla fine della partita. Vediamo se l'SPV riuscirà a rimontare per la seconda volta 2 reti, oppure il Sarzana riuscirà a portare a casa i 3 punti. Conclusione di Cortesi, fuori, c'è un po' una mischia sotto la porta, fermato il gioco, palla a 2 minuti e 44 secondi. Gioco fermo ancora. Battuta la posizione, cioè la rimessa a 2 viene recuperata dal Sarzana. Pistelli, Perroni non aggancia, comunque mantiene possesso di palla. Angeletti, Lavagetti, Pistelli attaccato da Cortesi, ancora Pistelli difende la pallina e fa passare logicamente tempo. Siamo a 2 minuti e 20. Angeletti indietro per Perroni, conclusione parata, scivola no, non Pistelli ma Poletti, che quindi consente a Perroni di recuperare la pallina. 2 minuti esatti al termine adesso, ancora 4-3 il risultato a favore del Sarzana. Prova a recuperare la pallina Andreani, si libera bene di 2 giocatori, poi serve Lavagetti attaccato da Cinquini, in lotta ai 2, alla meglio Cinquini, però è costretto a retrocedere. Riesce poi a far pervenire la pallina a Bicicchi, che lo lascia partire ancora. Cinquini prova ad andare sul fondo e si deve allargare, su di lui la marcatura di Pistelli. Indietro, 1 minuto e mezzo. Cortesi supera la metà pista,
poi la conclusione, poi un tentativo di ribattuta di Cinquini, il tiro di Pistelli, scusate, di Poletti alto, niente di fatto, time out chiesto dal Sarzana, e quando manca 1 minuto e 25 secondi c'è appunto l'ultima sospensione della partita richiesta dall'allenatore della formazione ligure Vianna. Quindi 1 minuto e 25 secondi, 4-3 risultato ancora per la formazione ospite, che cercherà di difendere il vantaggio fino alla fine. Chiaramente da una parte c'è la necessità di gestire questo gol di vantaggio, dall'altra invece c'è la necessità, da parte dell'SPV in questo caso, la necessità di cercare di interrompere la gestione del gioco e di provare a trovare il pareggio. I falli di squadra sono sempre 6 quelli commessi dal Sarzana e 4 quelli dell'SPV. 1 minuto e 25 da giocare, abbiamo detto. 4-3 risultato a favore del Sarzana. Si dovrebbe riprendere proprio con la squadra ospite a gestire la pallina. Andrea Perroni che tocca per Lavagetti, Pistelli avanti per Andreani, Cortesi, poi Cinquini cercano di intromettersi, però ancora il Sarzana gestisce la palla. Sono passati altri 15 secondi e ne manca poco più di 1 minuto. Gioco fermo, settimo fallo di squadra del Sarzana. L'SPV ha recuperato quindi la possibilità di giocare. 1 minuto e 0-1 ancora alla fine della partita. Francesco Poletti. Vianna chiama a gran voce i suoi a non lasciar tirare i giocatori viareggini, giustamente. Cortesi e Perroni ci stanno riuscendo molto bene. 45 secondi, il passaggio di Bicicchi per Francesco Poletti, si inserisce Cortesi, va alla conclusione di poco sul fondo, forse deviata proprio da un giocatore del Sarzana. Lavagetti per Angeletti, siamo a 25 secondi, ancora la formazione viareggina riesce a recuperare la pallina, tiro di Bicicchi deviato sul fondo, ancora Bicicchi riesce a recuperare, niente di fatto, però la palla viene intercettata dal portiere Perroni. A 10 secondi il Sarzana in possesso di palla con Pistelli, ovviamente cerca di tenere la palla, ci sta riuscendo, è praticamente finita, il Sarzana ha vinto, finisce in questo istante, il Sarzana si è imposto per 4-3 sulla pista della SPV della palestra Dorando Pietri. Nel primo tempo doppietta di Perroni, nel secondo il pareggio viareggino firmato da Poletti, Francesco e Bicicchi, poi la doppia rete di Pistelli che ha riportato in doppio vantaggio quindi il Sarzana 4-2, e poi la rete finale di Francesco Poletti per il 4-3 definitivo. Quindi Sarzana che conquista la terza vittoria in questo campionato in 5 partite giocate. L'SPV resta ancora a 0 punti con 3 partite giocate. È tutto per quanto riguarda quindi la telecronaca da parte di Giuliano Lieri. Una buona serata e a risentirci prossimamente.